Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza congiuntamente all'Arma dei Carabinieri, è stato eseguito un sequestro preventivo di crediti fittizi da Superbonus 110 per un valore di oltre 19,5 milioni di euro. Le indagini sono partite da una segnalazione presentata alla Tenenza Carabinieri di Mira da parte di un cittadino veneziano che aveva eseguito presso la propria abitazione alcuni lavori di ristrutturazione favoriti dal bonus del 110% sulla spesa sostenuta. Dopo i primi accertamenti emergeva un meccanismo fraudolento, applicato su larga scala e riguardante più di un centinaio di cittadini in tutta Italia, in forza del quale si producevano appunto crediti fittizi. I particolari della vicenda nel nostro sito notizieplus.it. Ancora cronaca. I poliziotti della squadra mobile della Questura di Venezia hanno rintracciato un individuo già destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di furto aggravato con violenza sulle cose commesso nel 2022, oltre ad essersi sottratto da alcune settimane agli arresti domiciliari, essendosi allontanato dall'abitazione di residenza prima dell'esecuzione, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è stato individuato dagli agenti presso un'abitazione in terraferma. A seguito di perquisizione effettuata all'interno dell'abitazione è stato rinvenuto un binocolo che sarebbe stato utilizzato dall'uomo per monitorare i movimenti all'esterno. Ha dato fondo a una parte cospicua dei propri risparmi, sacrificando anche il TFR, il tutto per una somma totale di 8.000 euro a fronte di una spesa che, senza il bonus barriere architettoniche, avrebbe raggiunto quota 32.000. Peccato però che un 51enne mestrino a quasi un anno dall'esborso di quella somma non abbia ancora visto neppure l'inizio del cantiere per la realizzazione di 2 bagni a misura di persona portatrice di disabilità nella propria abitazione appena acquistata in Corso del Popolo. A nulla sono valse le decine di mail e le telefonate che il 51enne mestrino ha effettuato nell'arco dei mesi. Così l'uomo ha deciso di rivolgersi all'ufficio legale dell'Adico per far valere i propri diritti. E si è svolta nella mattinata di ieri, giovedì 3 agosto, la tradizionale visita dell'amministrazione comunale di Venezia ai camp estivi della Polisportiva Terraglio, per il terzo anno consecutivo certificati EduCamp CONI. L'organizzazione complessiva prevede una suddivisione per fasce d'età e uno specifico programma di inclusione per gli iscritti con disabilità sia fisica che intellettiva. Certamente di grande rilevanza è stata inoltre la prima edizione dei Senior Summer Camp, un progetto dedicato agli over 65 che, oltre alle specifiche attività previste, ha stimolato alcuni momenti di scambio intergenerazionale, un dialogo tra nonni e nipoti che ha dato un valore aggiunto altissimo al progetto, sicuramente ripetuto anche nel 2024. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.